Relativamente alla caduta massi sulla strada statale 118, il Genio Civile è già al lavoro per eliminare il pericolo. Acquisita quindi l'autorizzazione a intervenire pervenuta dal Dipartimento regionale tecnico e della Protezione Civile, nel pomeriggio di ieri il Genio Civile in meno di 5 giorni è riuscito a varare una prima idea progettuale dell'intervento e appaltare i lavori e avviare il cantiere in regime di somma urgenza. L'obiettivo dell'intervento è quello di superare le criticità che hanno determinato la chiusura dell'importante arteria statale e che ha visto anche i sindaci di diversi comuni scendere in piazza. La prima fase dei lavori, afferma il capo dell'ufficio del Genio Civile Lamendola, sarà riservata all'attività dei rocciatori, che dovranno così procedere al disagio dei massi in equilibrio precario, che rischiano di rotolare lungo il pendio sino a raggiungere la sede stradale. Quindi, continua Lamendola, sarà realizzata una barriera paramassi che sarà ridimensionata in relazione alla velocità di ruzzolamento dei massi e alle caratteristiche geotecniche dei terreni su cui sarà fondata l'opera di protezione. In ogni caso, subito dopo il disgaggio dei massi, valuteremo la possibilità di aprire il transito su una corsia a traffico alternato. Oltre ai suddetti interventi sono già stati avviati anche lavori in regime di somma urgenza per la ricostruzione dell'argine destro in prossimità della foce del torrente Baita, foce di mezzo fortemente danneggiato dalle piogge dello scorso mese di novembre. Grazie alle somme stanziate dal governo Musumeci, afferma il capo del Genio Civile, grazie alla competenza e all'impegno dei funzionari dell'ufficio, di volta in volta incaricati in materia di tutela dalla pubblica incolumità, stiamo realizzando più interventi negli ultimi 3 anni che nel resto dei 20 anni precedenti. Noi siamo fieri, continua Lamendola, di alimentare un'evidente evoluzione che rilancia la Regione quale soggetto attivo che spesso interviene in regime di solidarietà anche a sostegno di amministrazioni che non dispongono di risorse umane ed economiche per garantire la pubblica incolumità sul proprio territorio di competenza. Il responsabile unico dei lavori appena avviati per ridurre il rischio di caduta massi a monte della strada statale 118 è Antonio Faseli, mentre il progettista e il direttore dei lavori è l'architetto Angelo Cimino. L'ufficio di direzione dei lavori è completato dall'architetto Giovanni Conte come direttore operativo e dal geometra Claudio Nocera, ispettore di cantiere. La consulenza geologica è stata affidata al dottor Vito Capobianco.